Un aggiornamento difettoso del software di sicurezza CrowdStrike ha causato un caos informatico globale, colpendo 1 milione di utenti Windows, tra cui compagnie aeree, ferrovie, banche, borse e ospedali. Il CEO di CrowdStrike, George Kurtz, si è scusato e ha confermato che il problema è stato risolto, ma ci vorrà tempo per il ripristino completo dei sistemi. In Italia il malfunzionamento ha causato ritardi e cancellazioni di voli, con Ita Airways particolarmente colpita, 71 voli cancellati e numerosi ritardi. Il nucleo per la cybersicurezza dell'Agenzia Nazionale ha monitorato la situazione, mentre Piazza Affari e la Borsa di Londra hanno affrontato gravi disservizi. CrowdStrike ha pubblicato una ricostruzione tecnica e ha promesso supporto continuo ai clienti, mentre i sistemi finanziari sono in massima allerta. I principali istituti italiani hanno mantenuto l'operatività. Codacons valuta una class action contro Microsoft e CrowdStrike per i danni subiti dai consumatori a livello globale. Le indiscrezioni sulla possibile rinuncia di Joe Biden alla corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca non si fermano. Nonostante le voci di una possibile exit strategy, Biden ha smentito ufficialmente, promettendo di riprendere la campagna la settimana prossima. Secondo il New York Times, il presidente potrebbe annunciare il ritiro dopo la visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Washington, considerando i rapporti tesi su Gaza. Nel frattempo, tra gli alleati di Kamala Harris, sono iniziate le manovre per una campagna ombra, che puntano a garantire la candidatura presidenziale. Tuttavia Nancy Pelosi preferirebbe un percorso aperto per scegliere il successore di Biden, evitando critiche su una rapida incoronazione di Harris. Sul fronte repubblicano, Donald Trump ha avuto un colloquio con il presidente ucraino Zelensky, promettendo di porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia se tornasse alla Casa Bianca. Trump ha dichiarato che, come prossimo presidente, porterà la pace nel mondo e metterà fine al conflitto, promettendo di risparmiare vite umane. Un attacco missilistico russo ha colpito un parco giochi a Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, provocando la morte di almeno 3 persone, tra cui un bambino, e il ferimento di altre 5 persone. Il presidente ucraino Zelensky ha condiviso le foto dell'edificio colpito su Telegram. Durante una conversazione telefonica con l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Zelensky ha discusso dei passi necessari per raggiungere una pace duratura. Nel frattempo, il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha ribadito l'impegno della Santa Sede per una soluzione pacifica, evidenziando l'importanza dell'aspetto umanitario. A margine del vertice della comunità politica europea, Zelensky ha rimosso l'ultimo ostacolo alla consegna degli aerei F-16 dalla Polonia all'Ucraina. Tuttavia Kiev riceverà un numero inferiore di aerei rispetto a quanto sperato. Infine la Russia ha aumentato i dazi sui beni di consumo provenienti da paesi non amici, come vino e birra, in risposta alle sanzioni internazionali. A San Pietro di Caridà, nel Reggino, i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, supportati dal nucleo elicotteri di Vibo Valencia, hanno scoperto 4 piantagioni di marijuana, una delle quali di notevoli dimensioni. Grazie alla visione aerea, i militari hanno individuato le piantagioni nascoste in aree rurali e dotate di sistema di irrigazione sofisticati. Una delle piantagioni utilizzava un sistema idrico con una vasca e un serbatoio di 500 litri, collegati abusivamente all'acquedotto comunale. Le altre 3 piantagioni sfruttavano direttamente l'acqua del fiume tramite tubi. Le piante rinvenute, circa 2500 in totale, includevano varietà alte tra 100 e 250 cm. Tutte le piante sono state distrutte. Se messe nel mercato illegale avrebbero prodotto circa 500.000 dosi, con un guadagno di decine di migliaia di euro. I carabinieri hanno sottolineato che i controlli continueranno, inviando un messaggio chiaro di contrasto al mercato della droga e ribadendo il loro impegno per la legalità e la giustizia. Un ponte autostradale è crollato a causa delle piogge torrenziali nella città di Shanglou, nella provincia dello Shaanxi, Cina, provocando almeno 12 morti e 31 dispersi. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20:40 ora locale. Le prime indagini indicano che 17 auto e 8 camion sono precipitati nel fiume sottostante. Le 12 vittime sono state trovate all'interno di 5 veicoli recuperati dal fiume. Le immagini trasmesse dai di Stato mostrano una sezione del ponte parzialmente sommersa, con l'acqua che scorre dentro di essa.
come